O Viumorbo all'onor in de Campacuista de Timana, saluda a tutti. Una prima tappa verso a Ghisonaccia gara per il droit un pegu radio, Francesco Sisti. RCFM e Campacui. Qui siamo andati a strada di gara, di Ghisonaccia gara. E io faccio a monta qui in inverno. In inverno sto qui 3-4 mesi. Dopo di maggio, primo maggio, me ne vado in cazzarella giù una strongara qua giù pecore. Me ne vado questo qua giù perché faccio bello tempo, me ne vado qua giù in cazzarello. Giù una macchina mugni qua giù siamo 2 mesi. Dopo viene fin juin, mi dico in montagna, in un plateau di Giargone, a un comune di Zoni. E faccio a Trosemonso qua su, a già Gazzetta, con le miei amici, i miei cucini, a cavallo, con le montagne mi pego qua su. 2 mesi e mesi, dipende. E mio povero babbo, avevo 15 anni quando ero quello, e dopo quello, si è morto 2 ore, a 17 anni, e io ho continuato. Ma di passione, la passione che in suo mestiere qui c'è mica la passione, non ti dite mica. Il giorno è dura, è dura, è un mestiere duro, perché tutto è culato, l'animale è culato, il ranone è culato, tutto è culato. È duro, ma noi abbiamo una passione. Io ho sempre fatto pastore, faccio 35 anni che faccio pastore. Ma può continuare, a tenere, buono, si mette alla fine, se può. Ne 280 qui e ne 80 giorni in Prunelli, in Cazzarello, un po' giù. E dopo questo mi valgo prima maggio, mi valgo qua giù, per 2 mesi qua giù, e dopo mi go in montagna. In montagna, dopo mi faccio appena di gaggio per la montagna, vado ho lato a Ottavi, Antonio Ottavi, e dopo mi faccio appena di gaggio, poi mi vendono qua su, perché giù stazio, nel plateau di Argone, mi vendo appena di gaggio qua su, per stare qua su, appena. All'estate, sono sempre montagnato io, sempre, tipo i babbo, tutti gli anni montagnavo, è raro che montagnavo mica. Ma ora è duro anche montagna perché non più come innanzi, e quest'anno il 3 settembre la rivalate perché a Zicchina dopo se ne vanno le pecore, se ne valano. Ma innanzi stavo bessamento il 25 settembre su montagna sempre. Il tempo è cambiato, diceva più sapere, diceva bene. E che fai tutta, ora è duro, più che innanzi, duro. Duro perché, vi dico, tutte culate, non più i nostri prodotti, le urte, le tutte dure a vendere, ulate, mica troppo alto, è dura, perché penso che questo affare si perde, c'è più avere ragione che i ripiano, può darsi l'urte insieme a noi, spero che ci sarà che sia, ma mi sto noi. E domani coleremo in Agna di Viumorbo, ma ridroit un muraor che lavora in famiglia, ma di il presidente di un club a Vormigula che organizza i Gorsa Pei, di dunque un associo sportivo, ridroeremo a Laurent Loranzani domani dunque in Agna di Viumorbo, a ringraziarvi e a domani. RCFM e Campacui.